carabinieri della locale tenenza di Lampedusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne dell'isola trovato in possesso di un'ingente quantità di cocaina pura nel corso dei controlli effettuati ai passeggeri sbarcati dalla nave di linea proveniente da Porto Empedocle. L'attenzione dei militari è stata attirata dal comportamento sospettoso e nervoso del giovane. Fermato per un controllo, il soggetto ha mostrato il contenuto dello zaino, al cui interno vi era un solo cuscino. L'insolita presenza dell'oggetto ha insospettito i militari che hanno preceduto a una perquisizione all'interno dell'imbottitura. Sono stati rinvenuti 4 panetti di cocaina per un peso complessivo di 1100 grammi. L'arrestato al termine delle formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento è stato tradotto presso la casa circondariale a Perrusa in attesa dell'udienza di convalida nel corso del quale il GIP convalidava l'operato dei militari dell'Arma disponendo la misura cautelare della custodia in carcere in attesa del processo. La cocaina opportunamente sequestrata, se messa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 2.200 dosi per un valore stimato di circa 100.000 euro. I controlli verranno ulteriormente intensificati sia presso gli scali marittimi e aeroportuali, sia nelle aree interessate dalla movida in vista dell'imminente stagione estiva.